Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite Alvisa Palese, che è coordinatrice dei corsi di laurea in infermieristica del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine. L'abbiamo in collegamento, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie ancora per E l'invito. beh, Buongiorno. grazie anche a lei appunto di aver accolto il nostro invito per parlarci di un evento, di un corso molto importante che viene presentato, perlomeno i risultati di una ricerca, e stiamo parlando dell'NM for Safety, vengono presentati a Palazzo Florio. Intanto vediamo che cos'è NM for Safety. È un progetto che è iniziato 2 anni e mezzo fa, in epoca prepandemica, che ci ha visti come leader di 4 paesi che sono stati coinvolti, segnatamente Cipro, la Svizzera e la Germania, con cui abbiamo iniziato a ragionare come preparare al meglio gli infermieri che hanno funzioni di coordinamento per il futuro, ma anche quelli attuali, al fine di aiutarli, sostenerli nella sicurezza, nella promozione della sicurezza dei pazienti e nella assicurazione di ambienti clinici in cui le cure vengono erogate di sicurezza e di qualità. Magari poi scendiamo ancora nei particolari, visto che questo è un progetto unico a livello nazionale, addirittura transnazionale, un progetto che potrà essere anche preso come esempio da altri. In sostanza voi fate da apripista, no, con questa iniziativa. Facciamo da apripista dopo aver coinvolto i coordinatori della nostra regione, abbiamo raccolto il loro bisogno formativo, quindi ci siamo spinti, e lo evidenzio in epoca prepandemica, a immaginare una formazione a distanza che poi è diventata più consueta anche nel campo delle professioni sanitarie in epoca pandemica, quindi abbiamo disegnato ed effettuato anche con i colleghi partner europei una fase pilota in cui abbiamo proprio testato questo percorso formativo in diverse lingue, quindi anche in un'ottica europea oltre i confini, che viene offerto gratuitamente e rimarrà sulla piattaforma nei prossimi 3 anni. E come diceva lei, è un progetto interessante, all'avanguardia, perché trasforma anche il modo di disegnare e pensare la formazione continua dei professionisti. Ecco, lei ha detto che si trova appunto, cioè la piattaforma c'è, ma dà un titolo, dà un riconoscimento alle persone appunto che lo seguono? Sicuramente, al di là delle Sì. competenze che possono acquisire, del confronto internazionale che è altrettanto importante, abbiamo lavorato con forza assieme al Dipartimento di Area Medica per assicurarne l'accreditamento a livello internazionale, e ora stiamo anche lavorando a livello nazionale per, anche in questo caso come apripista, per il riconoscimento nazionale dei crediti. Tuttavia, l'evento che abbiamo in animo di realizzare proprio il 30, venerdì prossimo, è riconosciuto e quindi verrà accreditato, ed è stato accreditato, verrà riconosciuto anche dai partecipanti e dalle loro aziende. Sì, in effetti abbiamo detto, no, un evento importante per la formazione e poi vedremo anche effettivamente quali sono le competenze che si acquisiranno. Approfittiamo del fatto che lei appunto sia coordinatrice del corso di laurea appunto in infermieristica, anche proprio per parlare dello stesso corso di laurea, perché si dice no, manca questa figura, sono troppo poche le persone che si preparano, si devono far arrivare dall'estero, ma è una situazione di cui si parla già da tempo, solamente che si è fatta sentire in maniera più pressante, soprattutto nel periodo della pandemia e anche adesso nel periodo post-pandemico. Ecco, sì, il nostro corso sta accompagnando un po' queste emergenti esigenze di formare una quantità più elevata, ma Sì, anche una qualità via via sì. sempre più complessa, preparata alle sfide che stiamo affrontando.
In questo momento mi onora coordinare le 2 sedi di corso di laurea. Abbiamo 2 sedi, una sede di Udine, una sede di Pordenone, che proprio in accordo, in linea con gli emergenti fabbisogni regionali, è passata da 140 posizioni, Sì. posti al primo anno. Quest'anno abbiamo appena svolto le selezioni, abbiamo 185 posti a sedere, che vuol dire possiamo accogliere 185 candidati. Siamo stati anche molto in qualche modo fortunati, ma questo è frutto delle strategie di orientamento che il nostro Ateneo ci supporta a condurre ai diversi livelli. Abbiamo l'opportunità, abbiamo avuto 240 candidati. In altre parti del paese la numerosità dei candidati non è molto elevata come la nostra, quindi siamo molto contenti di poter accogliere nelle prossime settimane tante matricole che aspirano a questa professione complessa. Oltre a questa opportunità in qualche modo di accogliere più candidati, quindi di assicurare alla nostra regione una numerosità maggiore di infermiere nei prossimi 3 anni, abbiamo Mm. anche rivisto il curriculum formativo proprio per orientarlo ai temi della sicurezza dei pazienti, ma anche alle cure di comunità, all'infermieristica di comunità, su cui il nostro paese, ma anche la nostra regione, sta largamente investendo. I 2 campus sono molto integrati, sono supportati dalle aziende di riferimento, l'azienda Friuli Centrale, Universitaria Friuli Centrale per la parte udinese, ma l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, il CRO, ed altre reti di riferimento, aziende che fanno parte del nostro riferimento. Il nostro percorso formativo si caratterizza per una componente importante in aula, perché gli studenti Mm. hanno bisogno di apprendere le competenze sofisticate dell'infermieristica e quindi una presenza in tirocinio nell'ampissima rete di riferimento che noi abbiamo e che tocca anche gli ospedali, i distretti della montagna fino insomma, al mare quasi, ecco. Sì, quindi in sostanza chi si iscrive a infermieristica sa che avrà una parte teorica e una parte appunto direttamente sul campo, quindi esperienza immediatamente a contatto con i pazienti e questo è importante. Se posso aggiungere, proprio Sì, perché queste 2 esperienze sì. formative sono molto importanti, ce n'è una in mezzo che il nostro Dipartimento ha creato negli anni ed è un punto di eccellenza della formazione per i nostri studenti, non solo di infermieristica, ma anche di altre professioni sanitarie, che è il centro di formazione, Mm. di alta formazione di simulazione, in cui i nostri studenti sperimentano le abilità prima di accedere al contesto di pratica clinica. Quindi se potessimo sommarizzare come lei Sì. ha fatto, c'è una parte teorica, una parte in centro di simulazione, quindi una parte nei contesti clinici di pratica clinica. Sì, sì, beh, ricordiamo quando arrivò a Udine, no? Quando venne creato a Udine questo centro di simulazione, sembrava quasi fantascienza, effettivamente poter lavorare, no? Su pazienti virtuali è importante perché uno comincia già a farsi un'idea prima ancora ad arrivare in reparto, no? È importante perché Ah, il tema è legato di nuovo alla sicurezza dei sì? pazienti. Gli studenti hanno bisogno di provarsi a complessità crescente nelle Mm. diverse tecniche. È anche un tema che attiene alle implicazioni etiche. Noi vogliamo che i nostri studenti sperimentino in un contesto protetto e sicuro per loro e per i pazienti prima di accedere alla pratica clinica, ma è anche un tema molto importante per sviluppare la formazione multidisciplinare, ovvero noi mettiamo la direzione del centro di simulazione ed alta formazione diretta e tenuta dal professor Vittorio Bresadola, mettiamo in questo contesto professionisti, studenti di diverse profili professionali e imparano insieme a gestire in futuro le complessità che sono da loro attese. Ecco, abbiamo detto questo nei primi, cioè nei 3 anni, e poi c'è la possibilità di seguire la specialistica. Specialistica che si svolge come? Ecco, perché anche questa è una domanda che si pongono tanti, magari prima di pensare di partecipare al test d'ammissione, no, al corso di laurea in infermieristica.
La laurea magistrale oggi, che è Sì, il +2, quella che sì. chiamavamo laurea specialistica, proprio nei prossimi giorni Mm, si concluderanno le prove di selezione. Una laurea magistrale interateneo vuol dire che coinvolge l'Ateneo di Udine e di Trieste. Quest'anno la selezione per l'accesso al primo anno verrà condotta qui presso la sede di Udine. In questo momento prepara prevalentemente a ruoli di sviluppo manageriale nella ricerca, oppure come futuri formatori di futuri infermieri, quindi stiamo creando anche la futura generazione di professionisti che si dedicheranno ad esempio ai mm. corsi di laurea. In futuro abbiamo in animo di declinare questa laurea magistrale per le competenze anche cliniche, vuol dire le specificità dei diversi contesti in cui gli infermieri sono presenti. Oggi tuttavia, oltre alla laurea magistrale, sono presenti anche dei master clinici che gli infermieri possono seguire e in cui apprendono, approfondiscono i bisogni specifici dei pazienti e delle loro famiglie in ambiti particolari. Anche su questo stiamo disegnando nuove opportunità per la nostra popolazione infermieristica di riferimento. Il tempo è volato, siamo già giunti al termine della trasmissione. Volevo fare ancora una battuta appunto su questo progetto pilota che viene presentato il 30 a Palazzo Florio. Quindi abbiamo detto un progetto appunto pilota, un progetto sul quale possono fare riferimento praticamente da tutte le parti d'Italia. Da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti dell'Europa. Il percorso formativo che verrà reso disponibile online dopo questa fase pilota e verrà proprio licenziato qui a Udine, ne siamo Sì. onorati, con i colleghi partner il prossimo 30, sarà accessibile a tutti gli infermieri e infermiere che hanno o attendono, si aspettano di occupare ruoli preminenti nell'organizzazione per sviluppare le loro competenze di creazione di ambienti efficaci di presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie. Bene, non posso fare altro che ringraziare la dottoressa Alvisa Palese, che ricordiamo essere coordinatrice dei corsi di laurea in infermieristica nell'ambito appunto del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine. Grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie e buona Grazie. giornata. Buona giornata anche a lei, ringraziamo anche i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 13:15. Arrivederci.